Dobbiamo pensare che questo è un problema sociale enorme che dipende da aumento delle patologie psichiatriche e di abuso di sostanze, perché sostanzialmente la maggior parte delle aggressioni avviene da questi soggetti, su cui la deterrenza vale fino a un certo punto perché sono persone che non hanno il pieno controllo di sé. Detto questo, è un elemento di difficoltà per la nostra professione. Le continue aggressioni ai sanitari rappresentano uno dei deterrenti che mette in crisi il ricambio generazionale degli infermieri. Il sindacato Nursind prevede un'ulteriore crescita del deficit nei prossimi 4 anni, che in Veneto raggiungerà almeno 3.000 unità, una carenza che in regione potrebbe portare alla chiusura di 3 ospedali SPOC con 350 posti letto per struttura. Un disequilibrio tra pensionamenti e nuove reclute che interessa anche il territorio di competenza dell'Usotto Berica. Sì, da noi mancano almeno fra i 180 e i 200 infermieri per dar seguito a quella che è la riforma del territorio, che non è più rinviabile sia per il PNRR, ma sia perché gli ospedali stanno implodendo, perché c'è una grossa mancanza di filtro, per cui molti ricoveri da fare e poi c'è difficoltà di mettere. Chi resta dentro al contenitore dell'ospedale si trova in situazioni veramente pesanti in cui lavorare. Quindi la professione ha un problema sia retributivo che organizzativo, che sta facendo scappare i professionisti dagli ospedali. Il rinnovo del contratto collettivo nazionale inoltre è ancora in alto mare. A metà mese si tornerà a discutere a livello nazionale, prevista la detassazione al 5% dello straordinario, con incrementi significativi che potrebbero arrivare solo dal prossimo anno. A beneficiarne soprattutto i lavoratori del pronto soccorso. Ruolo chiave appartiene alle regioni. Il Veneto è stato tra quelle ad aver riconosciuto subito ai dipendenti quanto dovuto, ma non basta. La Regione ha già messo comunque dei finanziamenti per incrementare i fondi contrattuali e questa è una buona cosa. La cosa che manca è tutto un sistema di welfare intorno alla professione, sia per gli studenti sia per chi viene da fuori, per convincerli a restare nelle nostre zone.